Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo a Assetto Corsa ragazzi, ho preso Assetto Corsa con i sali di Steam e lo voglio provare insieme a voi. Siamo nella prima gara della carriera che è praticamente un time attack sul circuito di Vallelunga. Ho messo gli aiuti per il momento perché ragazzi non ho fatto neanche un giro, voglio provare insieme a voi il tutto, c'è anche la traiettoria ideale. E niente fioi, siamo con l'Avert 500 a Vallelunga, proviamo, vediamo sto gioco. Che diciamo che è l'antagonista di Project Car che dopo un buon inizio secondo me mi ha deluso molto quel gioco, se devo essere sincero. Vai fioi. Siamo con la grafica super a cannone, tutto al massimo. La grafica è bellissima, soprattutto della macchina. L'esterno, bello, però insomma forse Project Car da questo punto di vista è un po' meglio. Mamma mia, siamo con il volante e vediamo cosa riusciamo a combinare. Non so, qualche aiuto, raga, perché soprattutto la traiettoria, perché non conosco il tracciato. Se la serie piace posso portare dei video anche, ragazzi. Beh, l'inizio è stato un po' negativo, insomma, un po' curioso, ecco. Se così si può dire. No, non puoi frenare qua, però come, dai, Cristo. Devo prendere un po' di confidenza, ragazzi. Chiaramente io comincio i video senza provare da solo. Qua vai di internazzo. Vai. Mamma quanto ho frenato qua. Ho frenato un po' troppo forse. Devo prendere le misure, fioi. Devo prendere le misure comendiane. Ho sempre paura di perderla. Senti come fischiano le ruote, mamma mia. Ci farò un punteggio di merda probabilmente. 1200 punti, mi sembra che il primo posto sia a 3000, non mi ricordo. Il come non si ricorda, raga. Ta ta na. Occhio. Buono. Vediamo come chiudo. Qua è finita, qua non so. Non sto capendo che cazzo devo fare, però va bene. Io continuo. Io continuo intanto. Finché c'è la possibilità si continua. Mamma mia. Occhio. 2800 punti. Non so se sto andando bene o male, ma va bene. Cioè, pazienza. Noi andiamo avanti con la nostra Abarth 500 e si gode. Uh. 7, 6, forse è finita con questa, chi lo sa. Cosa ho preso? Ho completato la... Boh, io vado avanti, ne faccio un altro per sicurezza perché non vorrei far cagate. Intanto prendiamo un po' di confidenza con sto stronza di Abarth con sto gioco. Ok. Mi piace comunque, cioè il primo approccio a sto gioco mi sta piacendo. Sicuramente è più intuitivo di Project Car, nel senso l'inizio di Project Car è stato molto difficile, è vero che l'avevo preso quando era ancora in versione strabeta, cioè appena uscito.
Troppo Project Car, troppi bug, mi si è cancellata anche il salvataggio, dovrei ricominciare da capo. Cioè, per carità, speriamo che non siano bug, però. Ok. Vabbè, finiamo qua, dai. Ma... No, cazzo, non... Ma io non ho capito come si finisce. Ecco, meno male che era più intuitivo di... Aspetta un attimo. Esci. Che cazzo. Ok. Continua. Ok. Indietro. Congratulations. Congratulations. Ho vinto la medaglietta d'oro. Ok. Lap 1, lap 2. Ok, perfetto. Quindi siamo presi la medaglietta. Andiamo adesso, proviamo anche questa. Cosa cambia? Ah, race. Ci spariamo anche una gara. Perfetto. Ci spariamo anche il garone. Quick race tra laps. Ok, vai. Vediamo in gara se ci rifiamo. Vai ragazzi, rock and roll. Forse devo settare qualcosa, non ho stato un cazzo, Dio santo. Io e la mia fretta. Non so neanche la difficoltà. Vai, sportellatone, fioi. Graficamente è bello, si segue con le... Anche con le vetture, con gli avversari, mi piace, mi gasa. Molto bene, molto bene, molto bene. Vai, vai, subito il cume di gran cattiveria. Questi giochi mi ispirano violenza, più del solito. Buono. Mamma, cazzo, i primi due se ne stanno. Spero che non sia difficoltà facile, se no so cazzi. Porca puttana, se ne stanno andando tutti, oh. Speriamo sia difficoltà massima a sto punto, perché se no veramente mi preoccupo. Vabbè, dobbiamo fare esperienza, un po' di calma. Sbandatissima come indiana. Tipica sbandata come indiana. Ok. Nessuno si ammazza davanti, purtroppo. Cazzo, neanche a podio, però. Male, disastro come indiano. Il disastrum. Oh, ma che spot, non riesco mica a prendere i primi tre, Porca troia. Niente, i primi tre sono in fuga, ragazzi. Fuga. Fuga pure, inizia l'ultimo giro. Con un Kuma al quarto posto. Cos'è? Perché bandiera bianca? Cosa vuol dire? Ultimo giro? Male, male. Poi bisogna prendere la mano di brutto, Ma veramente di brutto. Che schifo. Guarda, qualcuno mi ammazza anche bene. Perfetto. E mi supera anche questa, evviva. No, fila, cioè la gara, le prime gare già così non va bene. Adesso questo lo supero, però almeno quarto, Cristo. Andiamo a vedere un po' com'erano com'era la difficoltà, perché se era minima mi ammazzo.
È finita? Sessione conclusa. Bello. Bene. Quarto. Mi piace questa cosa. Allora, vediamo un attimo. Ah, livello avversari 98% però, attenzione. Ah, ok. No. Ok, quindi... Ma che cazzo... Ok, allora era il 98%, e forse abbassiamo un po', che è meglio per cominciare, perché sennò veramente... Vabbè, raga, dai, allora questo è diciamo, una puntata così iniziale. Se può interessare il gioco, chiaramente settando una difficoltà un attimino eh, insomma, più abbordabile, perché visto che il 98% è un po' dura, ne posso portare una serie e fare la carriera su questo corso. Raga, sono il comandone veneziano. Ciao!